Quando privi una persona della sua luce, lo spazio lasciato vuoto si colma di tenebre. Può sembrare orribile, eppure non è sempre un male. Le tenebre, vedete, sanno dare consolazione, sanno ascoltare, possono capirci meglio di qualunque altro. Mi chiamo Dorian Dragomirov e sono certo che abbiate già sentito il mio nome, che mi abbiate visto nello spot del nuovo profumo di Hugo Boss, oppure sulle reti nazionali, dopo che scatenai una rissa all'Olympus, il nightclub sulla strip dal quale sono stato bandito a vita. Ho 3 casinò, 6 ristoranti di lusso, guido una Ferrari 488, che andrà presto a schiantarsi come tutte quelle che l'hanno preceduta, e una mia edizione limitata di bottigliette d'acqua è appena uscita nei principali centri commerciali d'America, alla modica cifra di $10. Forbes afferma che sono uno dei più grandi influencer del XXI secolo e Wikipedia, dopo i miei dati anagrafici, riporta una serie infinita di sostantivi: imprenditore, blogger, internet personality, gambler. Vi sembro uno che se la tira? Bene, è proprio quello che volevo, perché è vero, me la tiro un sacco. Ma badate, ne ho ogni diritto. Tutto quello che possiedo, le ville, le auto, le donne, me le sono guadagnato attraversando le valli dell'inferno e ho ancora le piante dai piedi che bruciano. Il potere, quello reale, ha un costo altissimo, molto più alto di quanto le vostre piccole menti limitate possano concepire. Comincio ad annoiarvi, vero? Credete che il mio sia solo un monologo con il quale amo autocelebrarmi, innamorato come sono del suono della mia voce? Beh, non posso negarlo, ma non è sempre stato così. Dorian Dragomirov non è che l'insetto uscito da un bozzolo di dolore, un bozzolo che si chiamava Dmitry Smirnov. In Russia le persone che di cognome fanno Smirnov compongono circa l'1,8% della popolazione totale del paese. Questo per dirvi che ero un granello in una spiaggia, un volto fra tanti altri. Hugo Boss non mi avrebbe mai scelto come testimonial, poco ma sicuro. Sono nato a Provoskve, un paesino siberiano finito sotto le luci della ribalta per aver dato i natali a Rasputin, ma crebbi in un posto altrettanto miserabile, un malmesso sobborgo di Phoenix, dove la maggioranza erano ispanici dallo sguardo truce e sul quale il deserto di Sonora soffiava il suo alito arido e salino. La mia vita, come Dmitry Smirnov, è l'eco di un eco, una storia di quotidiana disperazione, di povertà e razzismo che a malapena riesco a concepire come una parte di ciò che sono. A quei tempi era difficile guardare al futuro e immaginarsi al volante di una Ferrari ultimo modello o limonare con l'attrice del mese sul divanetto di un separé della discoteca più esclusiva di Los Angeles. Il periodo peggiore lo vissi durante il liceo, come ci si poteva aspettare. Ogni volta che varcavo la soglia di quell'edificio bianco e anonimo, mi sembrava di entrare in una di quelle carceri che tramutano gli uomini in bestie. Ero pieno di luce all'epoca. Questa è una cosa che ho imparato. Tutti veniamo al mondo pieni di luce, finché qualcuno non decide che non dobbiamo più brillare e ci spegne. Fu il liceo sulla Saguaro Road che estinse la mia luce, risucchiandola via poco alla volta, umiliazione dopo umiliazione. Arrivai al punto di odiare ciò che ero, ogni cellula del mio corpo, ogni fibra di me. Il mio accento, il mio nome, il colore dei miei occhi, tutto mi sembrò sbagliato, mostruoso, da cancellare. La mia esistenza si trascinava monotona e odiosa, simile al deserto, una landa vuota, senza vita, strisciante sotto a un sole crudele. Ogni mio urlo si perdeva nella desolazione, finendo inascoltato, inutile. Non chiedevo né fama né soldi all'epoca. Mi sarebbe bastato un sorriso,
un invito a una festa, una pacca sulla spalla, un amico con il quale condividere la solitudine. E invece ricevetti sgambetti, risate sprezzanti, nomignoli dispregiativi. Nessuno venne in mio soccorso, nessuno mantenne vivo il lume che si andava indebolendo dentro di me. Fu allora che chiamai le tenebre. Non lo feci consapevolmente, certo che no. Vennero a me come attratte dall'oscuro magnetismo della mia ira, dall'agonizzante ricerca di qualcuno che mi volesse bene. Se Dio si mostra sordo ai tuoi richiami, a chi puoi rivolgere le preghiere se non al diavolo? Fu quello che feci, seppur non in maniera cosciente. Non iniziai a vestirmi d'Ark, a portare pentacoli al collo o ascoltare musica di Marilyn Manson, né persi tempo a supplicare i demoni fumando marijuana davanti ad altarini illuminati da candele nere. La tenebra mi trovò grazie ai sogni. Dapprima non pensavo avessero un significato. Chi mai presta davvero attenzione ai propri sogni? I primi tempi non conservavo alcun ricordo di quanto la mia mente scorgeva nel sonno, ma mi destavo avvolto in strane emozioni febbricitanti. Non avevo mai sperimentato nulla di simile, un senso nel quale un profondo terrore si mescolava a un'euforia quasi sessuale. Con l'avvicinarsi dell'estate riuscii a mantenere il ricordo del contenuto di quei sogni, spezzoni vaghi e confusi nei quali vagavo fra le asperità del deserto, circondato dalle grottesche e folli sagome delle rocce simili a corpi contorti in una straziante agonia, avvampanti sotto il desolato albore giallognolo di una falce di luna in un cielo di pece, dove altra luce non ardeva. Come descrivere le sensazioni che sperimentavo in quel peregrinare? Con quali termini definire il sentore strisciante che mi accarezzava languidamente, che mi attraversava, quasi che il mio corpo onirico non fosse più solido del fumo? Mi trovavo nel deserto, lo stesso brullo e polveroso territorio che circondava la città. Eppure, allo stesso tempo, non era il mio mondo, ma una dimensione dove la tenebra era viva e cosciente, uno sconfinato essere vivente che mi chiamava a sé, mi invitava, non con il suono di una voce, ma a livello più intimo, come se parlasse alla mia anima. Quei sogni mi sconvolgevano. Li trovavo repellenti e seducenti in egual misura. Ogni notte venivo invaso dall'ambivalente speranza di non sognare e di sognarli ancora, terrorizzato e ammaliato. Al risveglio mi trovavo teso e sudato, con la testa pulsante e la mente infiammata dallo strascico incoerente di quelle visioni illogiche. Ricordavo di essere giunto a quello che pareva un tumulo, sul quale, irradiato dalla rancida luce di quella sottile luna ghignante e malata, svettava un albero mostruoso, così antico che pareva fossilizzato. Il tronco che si curvava in mille forme orribili, la corteccia stratificata a plasmare quelli che mi parvero decine di volti sciolti e urlanti. Ai suoi rami sinuosi, coperti solo da pochi aghi verdi, erano attaccati decori di ossa sbiancate. Un teschio allungato, forse di un cane o di un coyote, pareva fissarmi con le sue ampie orbite turgide di oscurità. Sotto, alle radici nodose, saldamente ancorate al terreno roccioso, si apriva la bocca di quella che pareva una miniera. Il buio che vi stagnava era denso e tanto fitto che i timidi raggi di luna non osavano violarlo. Dall'interno dell'imboccatura priva di luce una forza mi attirava e io non potei far altro se non assecondare quel richiamo. I sonagli d'osso appesi ai rami dell'antico albero si animarono intanto che mi approssimavo alla grotta.
tibie, costole, vertebre, femori esalarono una quiete e lugubre melodia, cozzando gli uni sugli altri, mentre le fauci del lungo teschio canino presero a fremere, producendo un orribile ticchettio spasmodico che aumentava il suo ritmo man mano che mi avvicinavo. C'era qualcosa nascosto nel buio, una forma più nera delle tenebre stesse, il condensarsi di ogni terrore mai provato dal cuore umano. Eppure, nonostante il mio sgomento, sentivo che non mi avrebbe torto un capello, anzi, la sua presenza era in un certo modo rassicurante. Era lì per accogliermi, per darmi ciò che le altre persone non volevano darmi. E mi destavo sempre nello stesso punto, quando il mio corpo veniva fagocitato dalle ombre. Ben presto presi consapevolezza che quelli non erano normali sogni, ma un messaggio che qualcosa mi inviava dal deserto. Ricordo il giorno del mio viaggio come se anche quello fosse una visione avuta nel sonno. Giorni e giorni di vagabondaggi, spossato dal sole, torturato dalla sete. Il deserto mi chiamava con voce appena percettibile. Non sapevo dove stavo andando. I miei passi erano guidati da forze ultraterrene, la mia mente annebbiata dal delirio. Procedetti come un morto redivivo, ignorando i serpenti che mi attraversavano la strada o gli sguardi perplessi degli avvoltoi appollaiati sulle rocce. Sapevo solo una cosa. Lei era femmina e mi stava chiamando. Ero a un passo dalla morte quando scorsi la contorta sagoma dell'antico albero svettare nell'aria tremula sopra il tumulo. Con le poche forze residue corsi in quella direzione. Caddi, ferendomi sulle pietre roventi, la terra assetata che si abbeverava del mio sangue. Senza badarci, senza neppure sentire il dolore, strisciai fino alla grotta e il mio sguardo fu agganciato da qualcosa in alto. Non c'erano decorazioni d'osso intrappolate fra i rami dell'albero, ma una carcassa di coyote che il sole aveva mummificato, riducendola a un flaccido sacco grinzoso dal quale sporgevano le angolosità dello scheletro. Il suo teschio, avvolto in una sottile pellicola, pareva sorridermi con zanne che riverberavano la luce feroce. Ero arrivato. Spostai gli occhi dalla carogna alla grotta. Malgrado fosse pieno giorno, il buio era totale, quasi che quella fosse la tana dove la notte andava a rifugiarsi durante le ore diurne. Rinvigorito da quello spettacolo tremendo, con il cuore agitato di paura atavica ed eccitazione, riuscii a tirarmi in piedi, avvicinandomi. Sentii le ombre coprirmi, il loro abbraccio gelido sulla mia pelle surriscaldata. Non vedevo nulla, ma non era un problema. C'era qualcosa a guidarmi. Nell'oscurità incontrastata procedetti su un dislivello pietroso. Il mio campo visivo fu affollato di forme strane, di colori cupi e terribili, le tinte delle piume degli uccelli dell'inferno. Strani simboli si intrecciavano di fronte a me, forme lucenti che però non dissipavano l'oscurità, ma anzi parevano infittirla. Vidi parole fluttuare nell'aria, espresse in ogni lingua umana passata e presente, ma tutte con lo stesso significato. Erano i due termini più antichi del mondo: madre e tenebre. Cosa avvenne poi? Non lo ricordo con chiarezza. È come provare a ricordare la propria nascita.
Ho vago sentore di una forma sinuosa fatta della stessa materia di cui sono fatti gli incubi, armoniosa e terribile, bella come il peccato, spaventosa come la morte. Da lei venni confortato, le mie ansie cancellate dai suoi baci, i miei dolori anestetizzati dalle sue carezze. Mi dissetò con il latte del buio, mi sfamò con l'ambrosia di Erebo. Mi fece suo amante e suo discepolo, e quando emersi dalla grotta, le mie labbra non facevano che pronunciare il suo augusto nome. Mater Tenebrarum, Mater Tenebrarum, Mater Tenebrarum. Lancio uno sguardo al mio Rolex d'oro. È quasi mezzanotte. Non posso più indugiare. I miei ospiti stanno aspettando. Abbottono i gemelli d'oro ai polsi della camicia dello smoking mentre guardo la notte che incombe su New York. Il cielo è nero, la luce delle stelle è divorata da quelle della città. Solo la luna resiste a quel banchetto cannibalistico, una luce sottile, arcuata come un ghigno. Rispondo al suo sorriso folle ed entro nell'ascensore. La cabina si solleva e mi rammenta l'ascesa che ho compiuto nel tempo. Dopo che emersi dalla caverna, la mia vita non fu più la stessa. Abbandonai Phoenix, abbandonai la mia famiglia, mi sbarazzai del mio nome al pari di un serpente che muta la pelle. Ogni scelta che facevo si rivelava vincente. Ogni mia azione, anche la più avventata, fruttificava in successi e denaro. Con la mia tenebrosa musa a sussurrarmi all'orecchio formule più antiche dell'universo, nessun ostacolo resisteva alla mia avanzata, e con la giusta arma il mondo è un territorio estremamente facile da conquistare. Le sue genti non sono che pecore, alla spasmodica ricerca di un capo da idolatrare, di un altare sopra cui immolarsi, di un dio da venerare. Dorian Dragomirov divenne quel dio, simboleggiai tutto ciò che ogni umano brama: successo, bellezza, potere. Tutti vorrebbero essere me, tutti vorrebbero toccarmi, baciarmi, persino mangiarmi, se ciò servisse a travasare in loro la mia potenza. Mi seguono su Instagram, mi bramano su YouTube, mi desiderano su Twitter. Farebbero di tutto per compiacermi, eseguirebbero ogni mio comando. Avevo 17 anni quando trovai quella grotta nel deserto. Ora ne ho 37 e sento che il ciclo sta per concludersi. Non sono nervoso, non provo paura, solo un senso di appetito, come quando si pregusta una cena a lungo attesa. Una cena che va servita fredda. Le porte dell'ascensore si spalancano su un corridoio di marmo di Carrara, le cui plafoniere diffondono una soffusa luce su busti di satiri di epoca romana e su quadri che raffigurano baccanali dell'antica Grecia. Sfilo tra quelle opere d'arte senza guardarle, avvicinandomi alla porta in fondo al corridoio con sicurezza, rammentando il giorno in cui entrai nell'antro del deserto. Dalla grande sala proviene il brusio di una cinquantina di persone che, come mosche, sciamano attorno al buffet, rapinando i vassoi del vino italiano e delle tartine. Faccio il mio ingresso con discrezione, chiudendomi la porta alle spalle. In quel ronzare di conversazioni, il piccolo scatto metallico della serratura passa inascoltato. Mi volto e ho tutti i loro occhi puntati addosso, ammirati e adoranti. Ognuno di essi è un nome grosso della finanza, dello sport, del cinema e della musica. Ma c'è anche qualche plebeo. Si riconoscono immediatamente. Sono quelli più vicini al tavolo del buffet, parassiti che ingrassano alla corte del re, gli stessi che non mi permettevano di mangiare al loro tavolo alla mensa scolastica. Il potere dei social è senza limiti.
Li ho rintracciati, tutti loro, nessuno escluso. Hanno subito risposto al mio appello, attirati dalla promessa di una notte come mai ne hanno sognate, una serata di gala in cima all'Olimpo, a tu per tu, con le divinità del XXI secolo. Una delle lampade sfarfalla. Ogni volta che la luce lascia spazio alle ombre, mi pare di intravedere una sagoma femminile, il corpo nudo e flessuoso di adolescente, gli occhi di luce lunare. Sorrido e avanzo nella sala con camminata sciolta, sicura. I gemelli cadono dai miei polsi, ticchettando sul pavimento. Li seguono il Rolex, il papillon e la giacca. Non mi fermo, non guardo nessuno, ignoro la selva di cellulari che si solleva su di me quando, sempre con la massima nonchalance, mi sbottono la camicia e me la sfilo come se fosse una seconda pelle, mettendo in mostra i tatuaggi che mi si contraggono sui muscoli. Dal gregge si leva un mormorio incredulo, qua e là crepita qualche risatina, oppure un verso a metà fra lo scandalizzato e il lussurioso. Con un fruscio, i pantaloni dello smoking mi scivolano giù dalle gambe. Li scalcio via, liberandomi anche delle scarpe, delle calze e infine dei boxer di Calvin Klein. I flash scintillano attorno a me. Sotto le piante dei piedi nudi percepisco i leggerissimi solchi che, attraversando il pavimento, si intrecciano e si intersecano a comporre una complicata figura, le cui geometrie perfette non sono state concepite dalla mente dell'uomo. Sono più che sicuro che nessuno di coloro che affollano la stanza le abbiano notate, presi com'erano ad ammirare gli affreschi, la skyline che si profila oltre le vetrate, oppure l'enorme pavone di ghiaccio al centro del tavolo principale. Ora, però, è me che stanno guardando. Sono io quello che filmano con i loro smartphone, pregustando il momento in cui potranno postare l'ennesima follia di Dorian Dragomirov sul web e vantarsene nei giorni a venire. Ma non sanno una cosa: per loro non ci saranno più altri giorni. I loro giorni finiscono stanotte con me. Mi sdraio sul pavimento, proprio dove le linee si congiungono a formare una sagoma umana fatta di spirali sinuose, realizzata per combaciare con il mio corpo. La mia pelle si imbeve del gelo della pietra sotto di me e con esso sento affiorare un grande potere che si accresce di attimo in attimo, usandomi come catalizzatore vivente per manifestarsi. I lampadari sfrigolano e la luce produce un ansimante balbettio elettrico prima di spegnersi. Il buio viene accolto da un coro di stupore, speziato dalla prima eccitante ondata di panico. Sorrido, un attimo prima che i miei muscoli si contraggono dolorosamente. La gola mi si stringe e qualcosa pare soffocarmi, risalendomi fino alle labbra e sgorgando fuori al pari di un geyser. Malgrado l'oscurità lo vedo lo stesso, un tumultuoso, amorfo turbine di tenebre che si innalza verso il soffitto. Odo il tumulto terrorizzato della folla, le loro urla di panico che rimbombano ovunque, il trapestio dei loro piedi in fuga, bicchieri che si schiantano al suolo, pugni battuti contro la porta chiusa a chiave. Sopra di me il vortice si contorce in una forma che non vedevo da tanti anni, ma che subito trova riscontro nella mia memoria. Il corpo armonioso nero come l'ebano, lucido come il vetro vulcanico, il suo sguardo feroce, irradiato di un bagliore folle che nel corso della storia ha ispirato tutti gli assassini e devastato la mente dei suicidi. È stata lei a guidare la mano di Bruto contro suo padre ed era lei a reggere la coppa colma di veleno a Cleopatra. Operò al fianco di Rana Valona, assistette ai sacrifici di infanti perpetrati dai sacerdoti Maya e ai genocidi messi in atto dal conquistadores.
Fu la sua voce a sussurrare all'orecchio di Gilles e quello di Erzbeth Bathory, e tenne conciliabolo privato con Adolf Hitler nel buio della sua mente. E ora la madre delle tenebre, la principessa dell'oscurità, è qui di fronte a me. La fiera chioma d'ombra che sparge riccioli nell'aria, il corpo da angelo, lo sguardo da demonio. L'ammiro scivolare senza peso verso il pavimento, generando nella folla gemiti e singulti di terrore puro e di cieco sgomento. Non provo pietà per loro. Il mio cuore ha da tempo cessato di nutrire sentimenti teneri verso i miei simili, da quando essi hanno fatto di tutto per oscurare la luce che era in me, permettendo alle tenebre di usarmi come veicolo della loro avanzata sulla terra. Chiudo gli occhi, stremato, mentre attorno a me comincia la mattanza, un'atrocità che è stata pianificata con anni di anticipo. L'ultima rata di un pagamento per un desiderio esaudito, un patto suggellato dentro il buio di una grotta. Le urla si innalzano tutte intorno, dissonanti versi animaleschi privi di umanità, spogliati di raziocinio, puramente istintivi. Il canto mostruoso di bestie al macello. Tengo gli occhi chiusi fino a quando anche l'ultima voce si esaurisce in un rantolo. Silenzio. Un suono lieve di piedi scalzi si avvicina. Non apro gli occhi. Non mi domando cosa sarà di me adesso. Non mi pongo interrogativi inutili sul mio destino, né formulo speranze illusorie. Le tenebre sono calate. Sia fatta la loro volontà.